Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Tanta cronaca nera oggi da tutte le province. Partiamo dal delitto del Feltrino. Vediamo il titolo del Corriere delle Alpi, giornale del gruppo Gedi, omicidio di Alano, un uomo in carcere, c'è una svolta nelle indagini sull'omicidio al Kangur Bar, è qui che è accaduto il delitto. Vediamo subito il servizio di Tiziana Bolognani con gli aggiornamenti. Potrebbero giungere presto una svolta alle indagini dei carabinieri che da ieri notte stanno cercando la persona che fra sabato e domenica, mentre all'interno del bar Kangur risuonavano le note frenetiche di musiche latinoamericane, ha accoltellato a morte Antonio Costa, 53 anni, residente dell'Ano di Piave. Le telecamere che sorvegliano l'area della stazione ferroviaria di Alano Fener e l'area esterna al bar potrebbero avere ripreso l'aggressione e la fuga dell'omicida. I carabinieri sarebbero sulle tracce di un cittadino di nazionalità sudamericana, uno fra i tanti stranieri che vivono ad Alano di Piave, al confine fra le province di Belluno e Treviso. Nessuno merita di finire la sua vita così. La stessa comunità di Alano è molto scossa per quanto avvenuto. Episodi lontanissimi da una realtà piccola come quella di Alano, che ieri mattina ha preso la notizia del terribile fatto di cronaca. Spero che paghino, ma che paghino tanto, guarda, che tanto. A parlare il più caro amico della vittima, che ad Alano risiedeva da quasi 7 anni nell'abitazione della famiglia, che oggi vive a Spresiano. Molto conosciuto e amato da tutti, Antonio Costa si muoveva con un monopattino da quando un tremendo incidente stradale lo aveva reso inabile alla guida, e purtroppo anche le sue condizioni di salute precarie erano state un ostacolo per la ricerca di un lavoro stabile. Così Antonio si prodigava ad aiutare i conoscenti in piccoli lavoretti di casa. L'amico aveva tentato ripetutamente di tenerlo lontano dal locale della stazione, in passato teatro di episodi spiacevoli. Ci sono stati altri episodi, qualcuno più grave, qualcuno meno grave. È una zona che è attenzionata dalle forze dell'ordine. Io ho sempre detto non sta andare là, perché lui veniva spesso qua. Anche quando fanno le feste brasiliane, fanno il churrasco, le cose, lui veniva spesso qua. Dopo Tony era anche un che appena comincia a bere qualche bicchiere in più, magari sì, come tutti, uno si scalda e non so cosa sia successo. Quella di sabato al Kangur Bar era una festa ampiamente pubblicizzata. All'interno del locale c'erano molte persone, solo un paio di queste, notato il corpo del 53enne riverso a terra e oramai agonizzante, hanno chiamato i soccorsi, che purtroppo si sono rivelati vani. Almeno 6 persone, oltre al titolare del bar, sono state sentite lungamente dai carabinieri. Dalle loro testimonianze e dai nastri della videosorveglianza, la soluzione del giallo potrebbe essere prossima. Servizio di Tiziana Bolognani, c'è un uomo in stato di fermo per questo delitto, è stato portato nel carcere di Belluno. Ma andiamo a Spresiano, dove Christian Arboit ha sentito il sindaco Marco Della Pietra, perché la vittima era originaria di questo paese della Marca. Vediamo. Sì, buongiorno allo studio, mi trovo qui a Spresiano con il sindaco Marco Della Pietra. La notizia della morte e dell'uccisione di Antonio Costa è arrivata fin qui, dove l'uomo era molto noto perché aveva vissuto per diversi anni a Visnadello. Lei stesso, sindaco, lo conosceva? Sì, era ormai una ventina d'anni che non lo vedevo, però sì, era una figura conosciuta nel paese, anche perché mi pare vivesse sopra la ferramenta del paese, per cui sì, lo si vedeva in giro. Ogni tanto vi incrociavate? Sì. Io ancora non pensavo nemmeno che sarei diventato sindaco, per cui ero un ragazzino che frequentava i locali del paese, quindi qualche chiacchierata l'abbiamo fatta. C'è anche un aneddoto, se vuole può raccontarci, no? Vi accomunava anche una passione per le moto. Sì, lui aveva un enduro, adesso non ricordo che moto avesse. Io avevo fatto un incidente con la mia di moto all'epoca e avevo uno zainetto con un portacasco che alla fine, non avendo più la moto io, avevo regalato a lui. E quindi, poi però vi siete tenuti anche in contatto, le scriveva ogni tanto su Messenger, vi eravate sentiti per la festa dei suoi 50 anni? Ma mi aveva scritto 3-4 anni fa, poi sai, quando hai la carica, no? È più semplice che anche vecchie conoscenze si facciano vive, e così mi aveva detto che appunto non era in una situazione spettacolare
e poi dopo doveva fare i 50 anni, ma li faceva in tempo di Covid e quindi sono tornate le chiusure, per cui non ha più fatto la festa, però me l'ha detto se ci andavo, insomma. Vi eravate sentiti quindi dopo l'incidente, quando lei dice condizioni non spettacolari si riferisce a quello? Presumo di sì, cioè lì c'è stata una frase proprio secca, tipo tempi duri ma sono come il ferro e quindi il ferro non si piega. Questo era quello che mi ha detto. Non sono entrato nei particolari, io il fatto dell'incidente l'ho saputo dai giornali stamattina, quindi non ne avevo conoscenza. A questo punto immagino che l'unico augurio è che si faccia chiarezza il più presto, insomma, di tutta questa vicenda. Beh, sicuramente verrà fatta chiarezza, adesso io non ne so quanto voi, so quello che scrivete voi giornalisti e quindi non ho proprio idea di cosa possa essere capitato e di come possa essere stata la dinamica. Certo è che sì, è un fatto decisamente grave e mi auguro che presto venga fatta chiarezza sull'argomento, ecco. Grazie Sindaco Della Pietra. Per il momento da Aspresiano è tutto, con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica vi restituisco la linea. Grazie molto a Cristian Arboit, al Sindaco Della Pietra. Andiamo in Val Brenta dove c'è stato un accoltellamento, un uomo è stato ferito da un vicino di casa, ha rischiato davvero di morire. Vivo per miracolo, ci colleghiamo in diretta con Sharon Di Carlo. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, l'ha detto lei, sabato c'è stato un accoltellamento qui in Val Brenta, un accoltellamento arrivato dopo una lite furiosa tra vicini di casa. L'aggressore Carlo Bianchini, 69enne, ora al carcere San Pio X di Vicenza con l'accusa di tentato omicidio. Invece la vittima dell'aggressione, Maurizio Primon, 64 anni, è ricoverato all'ospedale San Bastiano di Bassano del Grappa ed è vivo per miracolo. Noi siamo qui con il sindaco di Val Brenta, buongiorno, Luca Ferrazzoli. Buongiorno a voi. Che cosa è successo? Ci racconti la dinamica? Beh, la dinamica è stata quella di un pomeriggio in cui si è verificata insomma una cosa che non si doveva verificare, sostanzialmente un pranzo con alcuni amici e una lite legata al parcheggio di un'auto, quindi l'aggressore è entrato nella corte avendo delle difficoltà probabilmente di manovra, credo da quello che si è potuto capire che il parcheggio delle auto, il posto auto fosse stato in più di un'occasione motivo di attrito, questo e altre cose, e qui c'è stato un esito imprevisto, nel senso che è stata un'aggressione del tutto gratuita con le conseguenze che lei ha ben descritto. Bianchini è entrato in casa, ha preso un coltello da vicina e si è scaraventato contro la vittima. Sì, così sembra insomma dalle ricostruzioni che anche noi abbiamo avuto, e non è una cosa ovviamente che si può prevedere. È certo che, come abbiamo avuto modo di dire, ci sono delle situazioni di disagio che si sono sicuramente amplificate dopo il periodo del Covid. Abbiamo avuto modo di dire che sicuramente c'è stata un'attenzione alla salute pubblica che è stato importantissimo, un'attenzione alla questione economica, ma adesso c'è un disagio sociale crescente che sfocia in situazioni gravissime come queste, ma anche in tante altre manifestazioni che noi, diciamo, come amministrazioni pubbliche abbiamo il compito di verificare e di cercare di risolvere. Maurizio Primon, la vittima, è vivo per miracolo, ha una ferita al braccio, al collo, all'orecchio, è stata sfiorata la carotide. L'ha sentito? Sì, l'ho sentito ieri, l'ho sentito al telefono. Diciamo che dalla voce il morale era comunque alto, ho trovato una persona lucida e anche con una grande coscienza civile, nel senso che anche a fronte insomma dei tanti contatti avuti era un po' anche preoccupato che non ci fosse un'immagine negativa della comunità, questo a dire anche dello spessore morale della persona. Ovviamente da parte nostra abbiamo dato tutta la vicinanza dell'amministrazione pubblica, della comunità, e il dispiacere insomma per questo episodio di cui si sarebbe fatto volentieri a meno. Anche perché la comunità è sotto shock. Sì, la comunità è molto scossa, queste sono realtà in cui il dissidio, la lamentela, la lite, insomma, ci può stare come in tutte le comunità. Certo che mai si pensa che poi questo possa sfociare in atteggiamenti di violenza concreta. È un po' la difficoltà di quelle zone grigie che ci sono, diciamo, tra la violenza fisica e tra la violenza verbale e quella fisica, rispetto alle quali anche le istituzioni hanno spesso delle difficoltà ad intervenire,
perché diciamo la tutela preventiva penale è eccessiva, dal punto di vista sociale non è sempre facile cogliere nel segno e quindi ci sono delle zone in cui poi è facile dire quando accade si poteva intervenire prima, ma quando si deve intervenire a volte i mezzi non sono sufficienti o non sono neanche idonei per trovare soluzioni a casi come questi. Sabato, dopo l'accaduto, siamo arrivati sul posto, un vicino di casa ci ha raccontato che ci fossero già dei dissidi tra questi vicini. Lei, il comune, ha ricevuto già delle segnalazioni? No, noi avevamo avuto delle segnalazioni che abbiamo prontamente girato alle forze dell'ordine rispetto a un censimento che era stato fatto, quindi una avvisaglia alle ragazze che dovevano fare il censimento perché veniva segnalata una persona aggressiva, ma di situazioni in cui ci sono persone aggressive che vanno in escandescenza purtroppo capita spesso nella gestione della cosa pubblica. Si pensi solo ai condomini, alle liti, quindi la lite tra vicini fa parte della vita di tutti i giorni. Da qui a dire che ci fossero elementi per pensare a scene come queste, insomma, ce ne passa. Grazie al sindaco Luca Ferrazzoli di Valbrenta. Da Valbrenta è tutto, al momento vi restituisco la linea. Grazie molte a Sharon Di Carlo. E intanto noi torniamo sul versante delle aggressioni, perché un ragazzo di 16 anni è stato colpito duramente alla testa durante una festa studentesca in una discoteca di Santa Giustina in Colle. È riuscito a tornare a casa, ma poi si è sentito male, è stato subito portato in ospedale, ricoverato e operato d'urgenza. È finita nel peggiore dei modi la festa studentesca organizzata all'interno della discoteca Storia di Santa Giustina in Colle nella serata di sabato, con un sedicenne che ha rischiato la vita ed è stato operato d'urgenza dai medici del reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Padova. Sulla ricostruzione di quanto accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cittadella. Di sicuro il sedicenne, che vive in provincia di Padova, è rientrato a casa verso le 4 di domenica mattina per essere soccorso pochi istanti dopo dal padre, che lo aveva sentito lamentarsi. Il volto tumefatto, viso e labbra gonfie, così è apparso il figlio al genitore, che ha immediatamente chiamato il 118. Portato in ospedale a Padova, l'attacco ha riscontrato un ematoma nella parte destra della testa che doveva essere subito rimosso, altrimenti l'adolescente avrebbe rischiato la vita. Il sedicenne, operato, è ricoverato in attesa che l'ematoma si riassorba. Secondo i chirurghi, a causare una simile lesione sarebbe stato un colpo più violento di quello sferrato da un pugno. Nel frattempo è iniziata la ricostruzione di quanto accaduto. Secondo i primi riscontri, nel locale, non si sa se all'interno o nel parcheggio all'esterno, potrebbe essersi verificata una rissa provocata da un gruppo di giovanissimi entrati nella discoteca con oggetti contundenti. Anche altri 2 ragazzi sarebbero stati feriti, ma in modo non grave. Adesso la famiglia chiede che sulla vicenda sia fatta piena luce e che siano accertate tutte le responsabilità. Un trevigiano che stava percorrendo l'A27 all'altezza di Vittorio Veneto ha improvvisamente invertito la marcia e si è scontrato con 2 auto, è morto in questo schianto che è stato violentissimo. Sentiamo il servizio di Lina Paronetto. La dinamica è tuttora al vaglio della polizia stradale e sull'episodio forniranno ulteriori elementi le immagini delle telecamere di accesso all'autostrada, ma rispetto al tragico incidente in A27 tra i caselli di Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud emerge una dinamica che ha dell'inspiegabile. La Kia Sportage, condotta dal 67enne di Treviso Bruno Sabadin, avrebbe imboccato correttamente l'autostrada, procedendo nella direzione giusta. A un certo punto però avrebbe compiuto un'improvvisa inversione a U, percorrendo per un paio di chilometri la corsia di sorpasso senza trovare nessuno di fronte a sé, fino al tragico schianto in cui il 67enne ha perso la vita e altre 2 persone sono rimaste ferite. L'auto ha prima sfiorato la Toyota con a bordo 5 persone, schiantandosi frontalmente con una Volkswagen Passat condotta da un altro trevigiano, un 54enne, al cui fianco viaggiava una donna di 52 anni. E proprio quest'ultima è rimasta ferita, anche se in maniera non preoccupante, insieme al 41enne veneziano che guidava la prima vettura. I soccorritori hanno dovuto constatare la morte di Sabadin, da tempo residente a Vittorio Veneto, trasportando i feriti in ospedale. Dopo i rilievi, i mezzi sono stati rimossi, consentendo alla circolazione di riprendere normalmente.
E purtroppo andiamo avanti con la cronaca nera. C'è stata una tragedia nel fine settimana a Padova. Un uomo di 37 anni è morto dopo essere finito con l'auto nel fiume. È davvero una sequenza impressionante di auto che finiscono in corsi d'acqua con gravissime conseguenze. Vediamo. Voleva tornare a casa per prendere un caricatore per il cellulare scarico, ma la serata per la festa del suo compleanno con la famiglia e gli amici si è trasformata in tragedia. Nicolai Botnari, 37enne romeno, ha perso la vita sabato sera finendo con la sua auto nel fiume Piovego mentre percorreva Lungargine e Donati. L'uomo, papà di 2 bambini di 8 e 6 anni, aveva deciso di festeggiare con qualche giorno in anticipo il compleanno con un picnic in un parco di via Sant'Urso, la Vecchia, a Padova. La giornata era trascorsa felice, in serata la decisione di passare a casa per recuperare il caricatore dello smartphone. L'incidente è avvenuto a pochi metri dall'area verde dove si stava svolgendo la festa. Un malore o forse una distrazione saranno i rilievi a stabilirlo e l'auto di Nicolai finisce nel canale. La moglie alla sera, vedendo che il marito non era rientrato a casa, ha dato l'allarme, ma solo a domenica mattina insieme agli amici hanno notato gli alberi abbattuti lungo l'argine percorrendo il tragitto fatto in auto dal 37enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero Drago che ha trasportato i sommozzatori. In poche ore il corpo è stato recuperato, il dolore della famiglia di Nicolai che lascia moglie e 2 figli piccoli. Diamo un titolo del Gazzettino su una truffa del bonus facciate. La finanza sequestra 93 milioni di euro a un imprenditore edile veneto, 93 milioni fra crediti fiscali, disponibilità finanziarie, case, macchine, azioni societarie e altri beni illecitamente acquisiti per lavori mai realizzati. Vediamo delle immagini sulla questione del bonus facciate e questo è il bilancio complessivo dei sequestri della Guardia di Finanza di Treviso nei confronti di un imprenditore edile ritenuto tra i responsabili di una maxi truffa sul bonus. L'ultima tranche dell'inchiesta ha portato le Fiamme Gialle a sequestrare 8 milioni di euro di crediti d'imposta e 500 mila euro tra denaro e immobili. I reati per cui si procede sono truffa e indebite percezioni a danno dello Stato, nonché riciclaggio e reimpiego in attività economiche dei proventi illeciti da parte del titolare di una ditta individuale neocostituita che ha monetizzato mediante cessione a una banca crediti d'imposta relativi a lavori edilizi mai realizzati. C'è una bella intervista di Marta Marangon al ricercatore trevigiano Palù, di cui si è parlato moltissimo. È un servizio di Diana De Roberto, è un ricercatore che ha fatto molto parlare di sé durante la pandemia. Sentiamo cosa ha detto ad Anna De Roberto. La dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è di 2 giorni fa. La pandemia da Covid-19 è stata dichiarata terminata. Una dichiarazione che ha creato non poche polemiche. A che punto siamo? Ma perché polemiche? Io direi che tutte le pandemie, ecco, se seguiamo quello che è il significato delle parole, l'essenza delle parole, come dicevano i latini, le parole sono l'essenza delle cose, l'etimologia, il significato intrinseco, etimos, pandemia. Che cos'è la pandemia? Quello che insegnavo agli studenti di medicina è diciamo un'epidemia su larga scala globale causata da un agente infettivo nuovo oppure riemergente dopo alcune generazioni che scopre una popolazione totalmente scoperta dal punto di vista immunitario, per cui non ci sono presidi né medici né terapeutici. Ecco quindi che dopo 3 anni circa il virus non è più nuovo, è molto mutato, ma ormai lo conosciamo tutti, quindi con quasi 15 miliardi di dosi di vaccino, circa 5 miliardi di persone vaccinate. Quasi tutto, il 90% si stima abbia avuto un'infezione naturale, quindi il nostro sistema immunitario ormai riconosce questo che era un virus totalmente nuovo, è un coronavirus che non era mai apparso, è passato sicuramente dall'animale all'uomo, ancora non sappiamo come sia avvenuto questo salto, cioè l'origine prossimale. L'origine distale è sicuramente il pipistrello, come altri coronavirus, il SARS-CoV-1 e il virus della MERS. Ecco, però è giusto dichiararla la fine. Quindi non è più nuovo il virus, questa è una definizione che ormai tutti dovrebbero
aver ben presente. Non solo, ma l'incidenza dei casi a livello globale e la mortalità a livello globale era in fase nettamente calante, quindi non era più un problema di sanità pubblica. Dichiararla finita significa anche abbassare determinati livelli di guardia, come sta avvenendo anche ad esempio negli ospedali, però a macchia di leopardo, quindi in maniera differente. Cosa ne pensa? Direi che i provvedimenti presi dal Ministro erano tutti di buon senso, nel senso che si proteggono gli anziani nelle RSA, nelle rianimazioni, nel ricoveri ad alta intensità, parliamo delle oncologie, delle trapiantologie, quindi ematologie, e per il resto saranno i direttori sanitari a indicare quelle che sono le precauzioni. Diciamo pure che nelle medicine sono ricoverati gli anziani, quindi è sempre una decisione. Ricordiamo comunque che in Cina, in Giappone le mascherine le hanno sempre usate, quindi è una buona norma di igiene e soprattutto di garanzia nei confronti dei più fragili. Quindi l'attenzione resta sui fragili. I vaccini, quale deve essere necessariamente l'utilizzo, ad esempio anche per quanto riguarda i fragili, e i possibili sviluppi che poi per quanto riguarda i vaccini il Covid ci ha insegnato? Ecco, un insegnamento e dovevamo già conoscerlo, perché l'immunologia e la virologia l'avevano dimostrato ancora negli anni 70-80. Noi sappiamo che le vaccinazioni che facciamo ai nostri bambini sono al tempo zero, dopo un mese, dopo 6 mesi, richiami a distanza di anni. Questo consente al sistema immunitario di sviluppare una memoria, cioè di riconoscere a distanza di anni e di maturare, cioè riconoscere anche, delle varianti che non sono più le stesse, perché i nostri geni per gli anticorpi e per la risposta delle cellule contro degli invasori allargano la loro capacità di riconoscimento, quindi il repertorio. Quindi ecco, quello che abbiamo imparato è che se dovremmo fare un richiamo lo faremo a fine anno, magari a livello autunnale, con l'influenza, quindi stagionale. Ecco, quello che invece sappiamo è che i più fragili, soprattutto gli immunodepressi, e gli anziani sono immunodepressi a livello fisiologico, perché la senescenza del sistema immunitario comincia già nell'adolescenza. Quindi ecco, per questi sappiamo che il richiamo può essere anche più frequente. Allora, questo era Giorgio Palù, presidente dell'AIFA, un'intervista esclusiva di Anna De Roberto. Intanto ci sono nuove prospettive per contenimento e cura del Covid. I ricercatori padovani dell'università hanno trovato gli anticorpi in 2 proteine. Sentiamo cosa ci dice Valentina Visentin. Con i loro studi hanno aperto nuove prospettive di contenimento e cura del Covid-19 grazie a piccolissimi anticorpi attraverso lo studio delle proteine E e M. Un team di ricercatori internazionale guidato dall'Università di Padova ha pubblicato su una prestigiosa rivista medica uno studio che può aprire nuove frontiere per gestire il coronavirus. La proteina E, ancora non particolarmente studiata nelle sue caratteristiche di azione e presente in tutti i coronavirus, è caratterizzata da un basso tasso di mutazione, spiega il professor Tito Calì del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova. Lo studio si è focalizzato quindi sulle proteine E ed M del SARS-CoV-2 ed è emerso che esse giocano ruoli diversi nel meccanismo di produzione delle particelle virali all'interno della cellula. Questo studio suggerisce che la proteina E potrebbe essere un importante candidato terapeutico non solo per lo sviluppo di nuovi vaccini, ma anche per la gestione clinica del Covid attraverso regimi farmacologici mirati contro la funzione che ad oggi sono molto limitati, conclude la professoressa Marisa Brini del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova. Clamorosa protesta in campo Santa Margherita a Venezia di cittadini che si oppongono alla chiusura dell'ospedale Giustinian a Dorsoduro. Vediamo le immagini, vediamo. E voi tutti sapete che per esempio adesso noi di Dorsoduro siamo in giro di 6 mesi alla prese con 3 diversi medici curanti nominati e tutti e 3 si sono dimessi, quindi stiamo aspettando il 4º ed è una cosa che fa venire paura alle persone anziane. Dico, se fossimo di essere protetti, salvaguardati, allora dovremmo fare quadrato in questo senso, fare di questa festa, che oggi è una festa, un prossimo 25. Grazie, auguri.
Marta dove sei? Marta? Oltre 2000 case atere ed ERP, ha lo stesso peso del non investire in maniera sensata in politiche residenziali anche universitarie per rivitalizzare il tessuto socio-economico cittadino. E questa era la clamorosa protesta in campo Santa Margherita a Venezia, erano circa più di 500 i manifestanti e si discute molto sulla sanità del Veneto e sulla sanità in generale. C'è una campagna del Partito Democratico in corso, vediamo qual è il parere del professor Andrea Crisanti, che è in prima linea in questa iniziativa. Vediamo. La sanità del Veneto non è molto diversa dalla sanità italiana, non è che esiste un problema della sanità del Veneto, un problema della sanità della Lombardia, un problema della sanità della Calabria. Cioè, esiste a mio avviso un problema della gestione della sanità in Italia. Guardi, un sistema sanitario che funziona indipendentemente dalle persone e dalle regioni. Se ci stanno queste differenze significa che il sistema non funziona. Non usa giri di parole il senatore PD Andrea Crisanti, che sulla sanità veneta mette un punto a margine della conferenza Prima e Salute e riflessione sulla campagna lanciata in Veneto in difesa della sanità pubblica. Quali sono i problemi? Li spiega il senatore Crisanti. Io sono sorpreso che la maggior parte di tutte le persone che affrontano il problema della sanità dicono ci vogliono più soldi. Forse ci vogliono più soldi e più risorse, ma ci vuole un modello di gestione completamente diverso, mi creda. La vera sfida è tagliare il cordone ombelicale che c'è tra la politica, che dovrebbe controllare, e la gestione, cioè il controllore. Finché non si fa questa cosa il sistema non funzionerà. Nel 2022 su 29 milioni di prescrizioni la sanità veneta è stata in grado di erogarne 16 milioni secondo i dati forniti dal PD, che sul tema ha lanciato una petizione in tutta la regione. Abbiamo raccolto migliaia di firme e vogliamo dire che la regione deve fare di più, perché se non si garantisce il diritto alla salute, visto che metà dei cittadini non riescono ad avere una visita specialistica, vuol dire che il sistema sanitario regionale non sta funzionando, e se il sistema sanitario nazionale non metterà delle risorse in più saremo di fronte ad una crisi della sanità, ad un suo spostamento verso il privato, con la conseguenza che chi potrà accederà alle cure pagando e chi non potrà rimarrà fuori. Serve un cambio di passo, ribadisce il Partito Democratico. Proprio ieri mi è stato citato un caso che riguarda la sanità veneta, di una famiglia che deve fare una visita oculistica a una bambina di 6 anni e gli è stato detto che non c'è posto prima di dicembre. Siamo a maggio. È evidente che così non si può andare avanti. Dopo l'esperienza Covid, una cosa dovremmo averla capita, che tagliare risorse sulla sanità non ha senso, comprimere le risorse ai servizi della sanità non ha senso, perché poi quando arriva un'emergenza ne paghiamo tutti i costi. La pandemia da Covid-19 è stata dichiarata chiusa dopo 3 anni dall'OMS, ma i segni restano. I segni restano, dice Chiara Gaiani, è sceso in campo anche Piero Fassino. Ci permettiamo di dire però che la sanità del Veneto rispetto ad altre regioni rimane un'eccellenza, e tant'è vero che tantissimi sono i pazienti che vengono qui a farsi curare, quindi diciamo non generalizziamo e non crocifiggiamo tutto, perché ci sono medici, ricercatori, infermieri di primissima qualità. Ci sono problemi di organizzazione, di attese molto lunghe per le visite specialistiche, ma questo riguarda anche tante altre situazioni. Vediamo la prima pagina della Nuova Venezia. Mafia ad Eraclea, in carcere l'ex vice sindaco Graziano Teso. Vediamo il nostro servizio su questo. Ma in riferimento all'indagine io ho un avviso di garanzia che risale a fatti del 2006-2007 che posso tranquillamente smentire
e rispondere all'autorità inquirente. In questa intervista realizzata nel 2019, Graziano Teso era stato indagato a piede libero. Dopo 4 anni l'ex sindaco di Eraclea certo non si aspettava di essere arrestato. Teso, che ora si trova in carcere a Venezia, detiene 2 primati, è il primo sindaco del Veneto condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa ed è anche il primo sindaco veneto in carcere per la pena che la Cassazione ha confermato, 2 anni e 2 mesi, nonostante la scelta del rito abbreviato per usufruire degli sconti di pena. È prevedibile però che la detenzione per Teso non si prolunghi a lungo. I difensori del 74enne potrebbero richiedere la scarcerazione per i problemi di salute legati alla sua età. La sentenza della Cassazione ha messo fine per lui a una vicenda giudiziaria iniziata 4 anni fa con la retata contro i presunti esponenti del clan dei Casalesi che avevano imperversato nel Veneto orientale, clan con a capo Luciano Donadio, che era riuscito negli anni a tenere sotto controllo, secondo le indagini, l'amministrazione comunale. Per l'accusa Donadio aveva dato appoggio elettorale in cambio di favori. I PM della Procura Antimafia nel frattempo hanno chiesto una condanna a 30 anni di reclusione a carico di Donadio e per il boss Raffaele Buonanno, per i quali in aula bunker a Mestre si sta ancora svolgendo il processo. Per la sentenza bisognerà attendere ancora qualche mese. Iscritto dal 1968 alla Democrazia Cristiana, Graziano Teso è stato eletto consigliere comunale per la prima volta nel 1985. È stato vice sindaco dal 93 al 95. Nel 2000 passò a Forza Italia, diventando responsabile provinciale per gli enti locali del Partito della Libertà. Nel 2004 è stato eletto sindaco per la prima volta, rimanendo in carica per meno di 2 anni. Il secondo mandato lo ha svolto dal 2006 al 2011. Nel 2016 era stato eletto vice sindaco per la seconda volta. Servizio di Nicola Marcato. Andiamo in diretta a Venezia da Filippo Fois perché la Regione con l'assessore Bottacin ha spiegato che cosa intende fare per la bonifica di tutti i siti inquinati. A te la linea, Filippo. Sì, buongiorno da Venezia, accanto a me l'assessore Giampaolo Bottacini, che ringraziamo per la sua disponibilità perché tra poco deve presenziare un incontro molto importante e civile. Che cosa cambia da oggi Bottacini nella valutazione delle aree inquinate del Veneto? Cambia che utilizziamo un modello scientifico definito con l'Università di Padova e quindi molto ridotto il margine di discrezionalità politica da parte della politica. Invece quando si interverrà in una zona per bonificarla, diciamo si seguiranno dei criteri oggettivi, scientifici, di modo che si intervenga dove se n'è più bisogno prima. Quando tu devi intervenire su 100 siti e hai la disponibilità economica per intervenire su 30, devi partire da qualche parte. E quindi con questo modello in maniera scientifica viene individuata la priorità, cioè si interviene prima dove il rischio è maggiore. E mi rendo conto che ognuno vorrebbe l'intervento nel sito vicino a casa sua, però oggettivamente va definita la priorità in maniera scientifica. Si interviene prima dove il rischio è maggiore e che non vuol dire che non si interviene mai dove il rischio è minore. Anzi, devo dire che questo elenco di siti si è ridotto parecchio negli ultimi anni, grazie al fatto che ultimamente sono stati investiti parecchie decine di milioni di euro su questi interventi, quindi se il trend continua questo elenco nel giro di 3-4 anni sarà molto molto ridotto, anche se ovviamente è un elenco dinamico, perché mano a mano che si eliminano i vari siti qualche nuovo sito purtroppo si aggiunge. Com'è la geografia di questi siti inquinati in Regione, in Veneto? Ma diciamo che sostanzialmente sono abbastanza distribuiti. È chiaro che l'inquinamento è più legato a dove c'è maggiore antropizzazione, dove c'è maggiore attività industriale e quindi le province industrialmente evolute è chiaro che sono più soggette a questo tipo di rischio, però sono presenti anche in province come per esempio la provincia di Belluno, poco antropizzata, molto vasta, di montagna, ci sono dei siti anche lì. Sono circa 130 siti al momento. Come la copertura finanziaria? Diciamo che la copertura finanziaria, circa 50-60 milioni che sono a disposizione, consentono di intervenire su circa un terzo di questi siti,
ma ripeto, se anche nei prossimi 3-4 anni il trend di finanziamenti continuerà a essere questo, è evidente che questo elenco sarà quasi azzerato al netto di eventuali situazioni nuove che dovessero presentarsi. Adesso deve scattare, ci ha detto, un incontro con la protezione civile, si parla di Emilia Romagna. Senza in corso, c'è la commissione di protezione civile di tutte le regioni, in modo particolare noi e la Toscana siamo intervenuti a supporto dell'Emilia Romagna, quindi è il momento anche di fare il punto. Oggi ci sarà il cambio di turno dei nostri volontari che sono lì da qualche giorno, quindi ci sarà un avvicendamento con altri volontari del Veneto, andremo a capire se verranno mantenuti nella stessa zona, hanno operato a Imola ma le voci dicevano che ci sarà uno spostamento verso Faenza e poi cosa succederà nei prossimi giorni. Qual è l'impegno del Veneto numericamente? Quanti sono presenti in questo momento? In questo momento sono 61 volontari più 4-5 dipendenti della regione che sono operativi lì da alcuni giorni. Grazie all'assessore Giampaolo Bottacini, naturalmente buon lavoro e noi restituiamo la linea allo studio. Grazie molte. Sempre le squadre del Veneto, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco anche nelle regioni che sono state colpite da gravi calamità. Andiamo alle amministrative perché ormai è iniziato il conto alla rovescia per il voto del 14 e del 15 maggio, tanti big che stanno arrivando in Veneto. Ieri a Treviso Elly Schlein, la nuova segretaria del Partito Democratico. Sentiamo cosa ha detto. Ciao Treviso! Ciao! Ben trovata! Ti trovo splendida! Grazie di essere qui! Un'ovazione accoglie l'arrivo di Elly Schlein a Treviso a sostegno della corsa a sindaco di Giorgio De Nardi. La segretaria del Partito Democratico parla a braccio, mezz'ora di discorso per porre l'accento sui temi più cari al centro-sinistra, a partire dal rilancio economico e dal lavoro. Basta col lavoro povero e col lavoro precario. Basta con le provocazioni di un decreto approvato il 1° maggio che aumenta la precarietà. Vorrei che chiedessero ai giovani e alle giovani che vedo in questa piazza che cosa vuol dire avere un contratto di 3 mesi, non sapere se ce l'hai il giorno dopo, e si sentono pure prendere in giro da politici che chiedono perché escono più tardi di casa. Pioggia di applausi quando la segretaria del PD affronta il tema della sanità. Che noi saremo a difesa della sanità pubblica universalistica. Non accetteremo tagli e striscianti privatizzazioni del servizio pubblico. Sarebbe tradire il pensiero di chi, come Tina Anselmi, ha avuto l'intuizione di un sistema sanitario nazionale. Schlein sollecita maggiori sforzi finanziari sulla salute mentale, visto l'accentuarsi dei disagi in seguito alla pandemia, e poi servizi per l'infanzia e gli anziani. Ed ancora la scuola pubblica, la questione climatica, il contrasto alle disuguaglianze. Giorgio si propone da questo punto di vista un'amministrazione che sia al fianco di chi fa più fatica, di chi rischia di rimanere indietro. E questa era Elly Schlein a Treviso a sostegno della candidatura a sindaco di Giorgio De Nardi, candidato del centro-sinistra. Andiamo a Vicenza, dove il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha incontrato il sindaco Rucco e i vertici di Confartigianato. Il 1° maggio, col decreto che abbiamo fatto, crediamo di avere posto anche delle condizioni per migliorare il mercato del lavoro, per incentivare anche, diciamo, da un lato la domanda e dall'altro l'offerta. Le assunzioni sono detassate, c'è la decontribuzione per le nuove assunzioni, specialmente per coloro che arrivano al reddito di cittadinanza, e dall'altra parte un sistema meno generoso per coloro che in qualche modo, pur essendo in condizioni di lavorare, non accettano questa idea e quindi vogliono vivere solo di assistenza. Questo non sarà più possibile. Dal punto fiscale c'è una misura che è piaciuta agli imprenditori, però è temporanea. C'è modo di poterla rendere stabile o altre misure? Beh, anche lo scorso autunno dicevano tutti che era temporanea, era difficile da rendere effettiva anche nel 2023. Non solo l'abbiamo replicata, l'abbiamo addirittura triplicata. Perché l'abbiamo fatto? Perché pensiamo che i lavoratori, in particolare i lavoratori dipendenti a basso reddito, in questo momento di inflazione e caro vita debbano essere aiutati,
e quindi se sarà necessario lo faremo anche in futuro. Dal PNRR con questo lavoro Vicenza lo attende, in questo momento si aspetta? Diciamo che se tutta Italia facessero come a Vicenza non avremmo il problema del PNR con la Commissione europea. Ecco, se tutti fossero nel rispetto dei tempi, nei progetti, non avremmo problemi di ritardi, ma che sono anche dovuti oggettivamente al fatto che il PNR è stato scritto prima della guerra. È un piano che va un po' assestato, ma fa parte della situazione, io dico, di realismo, di onestà oggettiva. Poi ribadisco, se tutti facessero come Vicenza avremmo meno problemi. Alle spalle di Giorgetti c'era Erika Stefani. Vediamo cosa è successo a Padova per la riapertura di una sede di Forza Nuova in città. Tutto è filato liscio nella giornata di sabato, quando l'ANPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani, ha organizzato un presidio antifascista. Tra i presenti anche l'onorevole Alessandro Zan del Partito Democratico, che presenterà un'interrogazione parlamentare al Ministro degli Interni Piantedosi. Sentiamo. Poco più di 2 chilometri di distanza, via del Santo nella prima Arcella, via Moretto da Brescia, a ridosso di Ponte Vigo d'Arzere, ma per fortuna nessun contatto. È filato tutto liscio sabato, quando a Padova, la riapertura della sede di Forza Nuova, Spazio Bucranio, l'ANPI ha risposto con un presidio statico che ha visto la partecipazione di 400 persone, cittadini, associazioni come la CGIL, vari partiti politici, compreso il Partito Democratico. È vergognoso che nella nostra città, che all'Università Medaglia d'Oro alla Resistenza, apra la sede di Forza Nuova, che è una forza dichiaratamente fascista e antidemocratica. Dunque è assolutamente inaccettabile questo. Presenterò un'interrogazione al Ministro dell'Interno Piantedosi, perché non è accettabile, insomma, che qui non si tratta di libertà, qui si tratta di forze dichiaratamente fasciste e che esprimono dei concetti e delle azioni antidemocratiche. In via Moretto da Brescia il presidio è stato organizzato davanti alla lapide dedicata a Libaldo Bertuola, Gino Sanguin e Emilio Giubellini e Armando Fruet, giovani partigiani trucidati nel 1945 dai fascisti. È un luogo simbolico quello che avete scelto? Sì, è un luogo simbolico per la lapide dei partigiani, sicuro, distante, che permetteva uno spazio per fare un presidio statico e nello stesso tempo un omaggio ai partigiani. Abbiamo portato un mazzo di fiori, infatti. La riapertura di una Forza Nuova in questo clima politico che c'è lascia pensare purtroppo per il peggio. Padova è antifascista? Sicuramente. Ecco, lo ribadisco. Una nuova inaugurazione, hanno spiegato i vertici di Forza Nuova presenti in via del Santo e stretti da un fittissimo cordone di forze dell'ordine. Siamo qua da 20 anni, oggi c'è questa metamorfosi, se vogliamo, perché vogliamo aprire la nostra sede a chi comunque non è di Forza Nuova, anche perché sembrerebbe, e questo comunque l'ha dimostrato anche quello che è stato le manifestazioni anche su Padova contro il Green Pass, ci siamo trovati sulle piazze gente di destra, di sinistra, senza ideologia politica. Tanti padovani, molte anche le famiglie presenti al presidio dell'ANPI in difesa dell'Arcella. È un quartiere che sta vivendo una vita sostanzialmente nuova. La presenza fascista la vediamo solo come una provocazione. Oggi in regia Francesco Ceron con Renato Cappoia. Restiamo a Padova perché c'è una vicenda che riguarda gli asili nido. Ci sono i comitati dei genitori sul sentiero di guerra, perché oltre 200 bambini rimarrebbero esclusi dalle graduatorie. Vediamo il servizio di Valentina Visentin. Buongiorno da Padova, ci troviamo all'esterno di uno degli asili nidi comunali della città per parlare di un problema, quello della mancanza di posti per i bambini all'interno dei nidi comunali, perché quest'anno oltre 200 bambini, per la precisione 237 bambini padovani, sono rimasti esclusi dalla graduatoria, quindi per molti genitori c'è questa incognita. Qui con me c'è Davide Guerini, papà ma anche referente del Comitato Priorità alla Scuola, che questo comitato chiede misure ed interventi alla Regione e in primis anche al Comune di Padova, perché mancano, come dicevamo, oltre 200 posti. Che misure chiedete e qual è la situazione reale?
Sì, innanzitutto questo è un dato assolutamente drammatico, perché parliamo di circa il 40% e oltre di bambini e bambine escluse rispetto a chi ha fatto domanda, tenendo in considerazione che molti si rivolgono proprio per comodità di territorialità, di logistica, direttamente alle strutture private, quindi gli esclusi dal servizio comunale sono molti di più. Noi chiediamo che si inverta finalmente questa tendenza e si ampi la possibilità dei posti negli asili nidi comunali, in linea con quelli che dovrebbero essere gli obiettivi europei, che prevedono entro il 2030 di arrivare ad un'offerta pari al 45% dei bambini sotto i 0-3 anni, bambini nati, non che fanno domanda. Siamo attualmente molto indietro da questo punto di vista, perché noi abbiamo fatto dei calcoli e si stima che il comune di Padova debba entro il 2030 raddoppiare gli 850 posti disponibili attualmente per poter raggiungere questo obiettivo, che sarebbe solo un 45%. Si parla però di denatalità, perché lo sentiamo tutti i giorni con la cronaca, e nel specifico a Padova per esempio rischia di saltare anche una classe prima di una scuola di quartiere, però mancano posti lo stesso. Mancano posti e continuano a mancare. Quello del calo demografico viene da dire sia quasi una scusa che negli anni si porta per non potenziare i servizi, prevedendo che fra 10 anni non serviranno più. Però se bisogna invertire il calo demografico, l'unico modo reale per farlo è stanziare risorse per potenziare il welfare e i servizi pubblici alle famiglie e ai bambini e alle bambine. Questa è l'unica via. Ci sono risorse che vengono spese nelle convenzioni per sostenere le scuole paritarie, sia nidi che infanzia. Il Comune di Padova spende circa 1 milione di euro all'anno per questo, diversi anni che lo fa. Con queste cifre si potrebbero costruire nuovi posti. La Regione Veneto addirittura spende milioni e milioni di euro ogni anno proprio per supportare le scuole paritarie, quando questi fondi potrebbero servire invece a creare posti pubblici. Allora ringraziamo Davide Guerini di Priorità alla Scuola, e da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin, è stata spettacolare la manifestazione ieri a Treviso di 10.000 donne per l'ultima edizione 2023 della Treviso in Rosa. Vediamo il servizio di Marta Marangoni. Oltre 10.000 donne, un lunghissimo serpentone rosa che ha attraversato la città per la 9ª edizione di Treviso in Rosa, festa delle donne in nome del divertimento e della solidarietà. Donne dalla Marca e da tutto il Veneto, ma le regioni rappresentate sono 15, si cammina e si corre nel nome della prevenzione. 129 i gruppi iscritti, quello della Lilti il più corposo, ma poi ci sono i gruppi di palestre, aziende, associazioni e tante amiche. Con tutte le amiche per festeggiare! E la solidarietà, e sono una che è stata colpita, quindi sono qua felice. Ciao, bellissimo. Per aiutare chi purtroppo ha questo problema, perché purtroppo può succedere anche a noi. Quindi viva le donne e via! Ciao! Per partecipare tutte insieme a questa bellissima manifestazione e di grande solidarietà. È molto bello essere con le amiche e anche di sostenere una causa così, un giorno super bello. È importante crederci per la donna che ha fatto passi da gigante la scienza in questa malattia. Perché siamo tutte assieme e ci vogliamo bene, noi donne siamo uniche al mondo. Solidarietà anche verso delle amiche mie che hanno un problema. Perché abbiamo avuto in famiglia problemi di genere e sosteniamo molto tutti il resto che devono curarsi. Sono col gruppo di Casier, siamo in 60 tutte quante a camminare per una giusta causa. Viva noi donne e la prevenzione dei tumori. È un evento importante perché è un evento che va ricordato anche per la prevenzione della lotta contro il tumore al seno, deve essere la forza per tutti noi, per tutte le donne e per tutte le mamme. Organizziamo da anni questo gruppo, quest'anno è mancata l'Antonia qualche mese fa, ci dispiace però è sempre qua con noi e viva le donne, buon divertimento a tutte. Pensiamo alle donne che stanno combattendo e a quelle che purtroppo
hanno combattuto ma hanno perso, ma la speranza c'è sempre. Tra i gruppi anche quello della Polizia di Stato con il questore. Importante per fare gruppo, per essere nella città, per essere con tutte le altre donne, quindi siamo qui proprio per questo. E poi il gruppo dell'Istituto Vesta. Rafforzare la sorellanza per essere più forti anche di fronte a problemi anche di salute che possono insorgere, e questi sono valori educativi che anche noi nel gruppo dei docenti, della dirigenza e di tutto il personale vuole sostenere. E quello dell'AISM. AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sezione di Treviso, perché anche noi camminiamo per chi non riesce a farlo. Ed anche il gruppo delle donne di Media Nord-Est ha voluto esserci. Sì, assolutamente, credo che sia un nostro dovere anche dimostrare che la stampa, la televisione in questo caso, anche il nostro gruppo è presente, perché ci spendiamo molto per l'informazione in termini di prevenzione ed è un piacere e una gioia essere qua in mezzo a tutte queste donne. Bravissime, grazie a Lina Peronetto, a Marta Marangon, eravamo rappresentati anche noi con le nostre donne, le avrete riconosciute, complimenti a tutte le donne, davvero viva le donne, e seguiremo magari la prossima volta in diretta la manifestazione del 2024. Come eravamo rimasti, dobbiamo collegarci a proposito dei cittadini che alzano la voce, che si fanno sentire. Andiamo a Padova in diretta da Chiara Gagliani, perché sono state raccolte 2000 firme, in questo caso contro la chiusura del ponte Borgomagno. Sentiamo di cosa si tratta. A te la linea, Chiara. Buongiorno, ci troviamo all'interno di un negozio di Viale Arcella. La mobilitazione in città contro la chiusura del cavalcavia Borgomagno in direzione proprio dell'Arcella è davvero importante. I commercianti stanno raccogliendo man mano firme, siete arrivati a circa 2000. Con noi abbiamo uno dei commercianti e poi vi presento anche gli altri nostri ospiti. Intanto partiamo proprio da Sara Compagnin. Sì, buongiorno. Siamo arrivati a oltre 2000 firme ormai, anche perché sono proprio i cittadini, oltre ai commercianti, i cittadini stessi a richiedere di partecipare alla raccolta firme, in quanto è una questione abbastanza delicata. Si tratta anche del valore stesso degli immobili, della vivibilità del quartiere, di non ghettizzarlo ulteriormente, perché noi siamo parte del centro di Padova, siamo qui a 2 passi e vogliamo far valere i nostri diritti, insomma. Ecco, chiediamo a Paolo Bertipaglia, che è un altro storico commerciante dell'Arcella, tra l'altro ha portato avanti parecchie battaglie per questo quartiere. Questa sarebbe proprio un'ennesima mazzata per il quartiere più popoloso della città. Sì, buongiorno a tutti. Sì, è una vera mazzata. Tagliare il cordone ombelicale che lega il centro all'Arcella vuol dire proprio dividere in due la parte nord della città. Questa è una scelta che noi ad oggi non abbiamo ancora capito, perché non c'è nessun supporto tecnico che giustifichi tale decisione. Soprattutto questa decisione cosa sta creando? Code perenni nella zona Sarpi Dalmazia, perché dalla mattina alla sera sei fermi in coda, creando molto smog in quella zona. E soprattutto, come si diceva prima, le firme raccolte nel 99% dei casi sono di cittadini residenti che non sanno più come fare per tornare a casa. Soprattutto chi non conosce la zona si perde nelle rotatorie che trova alla fine del Sarpi Dalmazia. Ecco, con noi c'è anche Rossella Salvan, che è membro della consulta di quartiere 2 per la minoranza. Non è stato spiegato ai cittadini questa scelta dall'amministrazione? Assolutamente no, né ai cittadini né tantomeno alla consulta. In consulta non è arrivato nulla. Quindi io credo che questo passaggio, che è stato assolutamente saltato, sia stato un grosso errore, perché i cittadini devono sapere prima di trovarsi davanti a fatto compiuto, perché effettivamente la chiusura com'è in questo momento crea veramente tantissimi disagi. Inoltre divide l'Arcella e la fa diventare un quartiere dormitorio, quindi diventa veramente un problema di svalutazione di immobili, di ghettizzazione, come giustamente dicevano prima sia Sara che Paolo.
Ecco, in conclusione chiediamo a Sara Compagnina che veramente ci dica tutto in un flash. La Lega ha presentato un accesso agli atti per capire come sono stati usati i 1.800.000 euro destinati dal patto regione RFI per il Borgomagno. Che cosa chiedete come cittadini? E abbiamo fatto anche noi un accesso agli atti per capire bene la cosa. Come cittadini chiediamo che il Comune mantenga il sindaco in prima persona, visto che ha firmato questo accordo con Regione, Comune, RFI, FS e Ministro delle Infrastrutture, che mantenga il patto firmato nel 2020. Come vedete, questa è una vicenda che tiene ancora davvero, insomma, ancora molto importante per la città. Ovviamente sentiremo anche che cosa dice in merito l'amministrazione. Io ringrazio i cittadini e restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Gagliani. Ostacoli quindi per i cittadini padovani, ma non ci sono ostacoli che tengano per le penne nere. Gli alpini in marcia verso la dunata di Udine a piedi sono arrivati ad Oderzo. A te la linea, Lucio Zanato. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sono qui con gli alpini sia di Piavon di Oderzo sia di Preganziolo e sono con il vice capogruppo degli alpini di Preganziolo, Bruno Torresan. Cosa vi siete inventati in vista di Udine? Ma diremo che non è per noi una novità, perché già siamo andati a Trento, a Tolmezzo, a Vittorio Veneto, quindi per noi è una cosa che rientra un po' nella normalità, anche perché lo facciamo perché ci troviamo bene assieme. Oltretutto è più o meno sempre lo stesso gruppo sto qua che partecipa a queste uscite qua. E comunque qua oggi siamo in 11 e dopo nella parte finale si aggiungeranno quelli che lavorano, perché hanno sempre sto vizio qua loro. Quelli che lavorano si aggiungeranno, saranno altri 5, forse 7. Vedremo anche di fare, quando arriveremo qua a Casarsa della Delizia, faremo una festa tutti quanti assieme, perché è stata organizzata alla grande, quindi benissimo per noi. Ma l'itinerario qual è? Giusto perché a casa non lo sanno. Siete partiti ieri da Preganziolo, avete salutato le mogli, le famiglie, avete detto ci rivediamo forse. Ci rivediamo forse lunedì prossimo. Comunque adesso l'itinerario prossimo arriveremo stasera a Mota, andremo sul Cason degli Alpini di Mota, dopodiché proseguiremo, faremo Villotta, Casarsa della Delizia, Basigliano e infine arriveremo a Felletto Umberto l'ultimo venerdì pomeriggio, perché dopo la sera avremo un concerto alla sera a Felletto Umberto e uno successivo il sabato sera l'avremo in centro a... Perché voi cantate tra l'altro? Certo che cantiamo, è la prima cosa che facciamo, cioè cantiamo e certe volte camminiamo. Insomma, se avete capito, se trovate un gruppo di alpini in marcia verso Udine sapete che sono quelli di Preganziolo. Però siamo venuti qui anche perché qui i padroni di casa sono gli alpini di Piavon di Oderzo. Voi invece come vi state preparando? Loro marciano e vanno là, e voi quando è che partite e soprattutto cosa fate? Noi partiamo giovedì mattina presto in pullman, il tir è già pronto, carico. Dov'è che alloggiate? Noi abbiamo, grazie a degli amici che credono ancora negli alpini, ci hanno offerto lo spazio, un po' ristretto però ci stiamo, insomma. Ma dove? Udine, via Biella. Ah, bene. Allora avete capito, se poi passate per Udine via Biella trovate invece gli alpini di Piavon, un'ombra c'è per tutti evidentemente. C'è per tutti. Venerdì sera alle 16, alle 18:30 Santa Messa con Don Beppi alpino. E poi quel gruppo gemello nostro del Canton Ticino, grande festa, più di 100 persone. Domenica sfilate tutti? Certo, sì. Sì. E allora direttore, noi cominciamo questa settimana di racconto della adunata di Udine degli alpini, proprio con gli alpini di Preganziolo e di Piavone, e a questo punto ti restituisco la linea allo studio. Grazie Lucio, un saluto a tutte le penne nere, straordinario, forse con le mogli ci rivediamo lunedì. Grandi alpini. Andiamo in pubblicità, pochi minuti, poi torniamo qui con Focus TG. State con noi. Grazie. Più che un ladro è una specie di fantasma, perché continua a colpire indisturbato e non si riesce mai ad acciuffarlo. Forse è la volta buona, perché un uomo è stato ripreso dalle telecamere nel giardino di un'abitazione. Vediamo. Un uomo si aggira in giardino.
Osserva attorno guardingo, sembra proprio che non voglia essere scoperto. Cerca un'uscita, non la trova e alla fine si arrampica sulla cancellata, si issa al di sopra della rete e se ne va. Nessuno sa chi sia l'uomo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell'abitazione di Stroppari di Tese sul Brenta. Si sa solo che quella non è casa sua e che lì non dovrebbe stare. I proprietari, una volta scoperta l'intrusione, hanno deciso di pubblicare il video sulle pagine dei social che trattano delle faccende locali, trovando ampio consenso e suscitando un grosso dibattito che ha fatto emergere altre strane presenze e furtarelli vari nel territorio proprio in questi ultimi giorni. La persona che ha pubblicato il video ha fatto anche sapere di aver già segnalato la faccenda alle forze dell'ordine e del fatto sono state informate pure le autorità, ma al momento rimangono un assoluto mistero l'identità del visitatore e il motivo della sua presenza. Sempre a Tezze, dove sotto le feste di Natale c'erano stati vandalismi e danni vari, compresa la distruzione di un capitello votivo, è segnalato nell'ultimo periodo un gruppo di giovanissimi dedito ad atti vandalici. Per questo motivo è stata aumentata la vigilanza da parte della polizia locale. C'è stato un altro furto di biciclette da corsa ed elettriche a Villorba, questa volta al negozio Bike Me. Migliaia di euro il bottino, sono ladri evidentemente molto esperti, come ci racconta il proprietario. Vediamo. Era gente che era sicuramente preparata perché hanno lavorato all'interno del negozio anche con il fumogeno acceso e quindi da quello che ci hanno raccontato i carabinieri probabilmente avevano delle mascherine per non inalare il fumogeno. Il sistema d'allarme che libera nebbiogeni rendendo satura l'area nella zona che viene violata lo hanno eluso con mascherine ed occhialini. La porta d'ingresso l'hanno scardinata con un piede di porco forzandola ed alzandola e poi con un flessibile a molla hanno tranciato le viti che tenevano ancorate le bici e i sostegni a terra. Risultato un bottino da 90.000 euro, 12 biciclette tra elettriche, corsa e gravel portate via in pochi minuti. È accaduto nella notte al negozio di vendita e noleggio Bike Me di via Pacinotti nel complesso Kennedy di Villorba. Assicuro che in 30 secondi qui dentro non si respirava più, quindi più di così a un certo punto sì. Aumenteremo il sistema di vigilanza, le cose basilari, ma il resto non si può fare altro. Il titolare Matteo Drusian, ex meccanico presso Pinarello, ricorda il furto subito dal marchio trevigiano ed ora da 1 anno e mezzo qui parla di ladri esperti, persone che sapevano che cosa avrebbero trovato. Immediato l'arrivo sul posto dei carabinieri della compagnia di Villorba che hanno trovato e sequestrato arnesi usati per lo scasso. A disposizione ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sono già passati da un amico che abbiamo a Resana, poi sono passati un altro negozio a Cimadolmo. Diciamo che si erano un po' calmati, se possiamo dire così, adesso stanno riprendendo veramente molto i furti. L'obiettivo è l'estero? Da quello che posso immaginare io sicuramente sì, anche perché hanno selezionato le bici che volevano, perché quelle più economiche le hanno lasciate a terra, quelle più belle le hanno portate via. Servizio di Anna De Roberto, si continua a parlare della questione dei migranti, quasi ogni sera a Focus ce ne occupiamo, arrivano centinaia, a volte anche più di 2000 sms proprio di WhatsApp proprio sui flussi migratori e c'è stato anche lo scontro Italia-Francia sui migranti che sono arrivati in 36.000 nel 2023, più che triplicati rispetto ai 2 anni precedenti. Siamo andati a sentire i vicentini su questo, sentire un po' la loro opinione. Vediamo. Il tema è l'immigrazione, adesso arriveranno qui i sindaci che devono organizzare l'accoglienza dei migranti che arrivano dei profughi. È un fenomeno che la preoccupa? Nessun problema, c'è posto per tutti. Ecco, e questo, va posto un limite all'arrivo nel numero in base alle nostre capacità di accoglienza o vanno accolti e basta? Come... E dopo, se possibile, dargli una mano. Senti, vanno accolti tutti o per uno scopo umanitario o vanno posti dei limiti e se sì quali? Certamente dei limiti, dopo che siano in grado di come si dice, integrarsi. Beh, dei limiti sicuramente sì, se no ci riusciamo più.
secondo me ci devono essere sicuramente dei limiti e che devono essere anche molto stretti, perché non dobbiamo salvaguardare, cioè dobbiamo innanzitutto salvaguardare i nostri cittadini. Dovrebbero aiutarli alla fonte, e ora forse sarebbe un aiuto nel loro paese, nei loro ambienti, e qua se non producono sono un peso. Forse per me schiererei le navi da guerra in mare contro gli stati che ci mandano qua per bloccarli proprio alla partenza. Lo sa lei qual è la soluzione? Certo no che la gente muoia così in mare, perché potevo nascere anch'io in Africa ed essere al loro posto, se vogliamo vederla. Parliamo di solidarietà, parliamo di cooperazione, e questa è una cosa che non si nega a nessuno, nei limiti ovviamente delle disponibilità che ognuno ha. Sariaga basta, questo è giusto, però il discorso umanitario è giusto accoglierli e dare qualcosa, perché dice che scappa una guerra, ma si arriva qua, chi ha il cellulare è meglio del mio, chi ha le scarpe qui è l'ultima moda. Gestire delle persone senza avere nessuna propriamente un'accoglienza fatta come si deve, è solamente buttare la gente alla sbaraglia e basta. Sicuramente l'accoglienza è importante, è giusto secondo me aprirla a tutti, naturalmente con limitazione. È giusto accoglierli, però se gli dobbiamo dare un lavoro e un posto dove metterli, una casa, qualcosa, se no mi dispiace, ma no, se no porta delinquenza, porta niente, ti vedi sulla strada, ti vieni i posticci, se si parte ti trovi. E ora tanto vai chi resta, no. Intervista di Daniele Garbina. Adesso ci colleghiamo in diretta con Tiziana Bolognani, responsabile della nostra redazione di Belluno, per avere un aggiornamento sull'omicidio di Alano. Sembra un uomo in carcere, che sviluppi ci sono stati, Tiziana? Sì, direttore, buongiorno. Esco in questo momento dall'ufficio del procuratore capo di Belluno, Paolo Luca. Nonostante le indagini siano coperte ancora da riservo, perché c'è ancora molto da lavorare, quello che si sa è che una persona ieri sera alle 23:15 è stata portata in carcere, una persona che evidentemente vive nel Basso Feltrino, comunque molto vicino ad Alano di Piave, potrebbe essere una persona di nazionalità sudamericana, e che un'altra persona è comunque, come si dice, attenzionata in queste ore, perché avrebbe visto, partecipato probabilmente a questa rissa che è nata all'interno del locale per un presunto comportamento sconveniente posto in essere dalla vittima, quindi da Antonio Costa, ai danni di una giovane donna. Questo è stato, il fattore scatenante di questa rissa, che poi è proseguita all'esterno del locale, e secondo quanto hanno accertato fino a questo momento gli inquirenti, nel corso della lite sarebbe stato Antonio Costa ad estrarre il coltello in suo possesso, non sappiamo se un coltello a serramani con un coltello da cucina, che gli sarebbe stato tolto da uno dei due contendenti, che con questo coltello avrebbe colpito con un solo fendente mortale al petto la vittima, Antonio Costa, di 53 anni. La persona è stata rintracciata, la persona che si trova in carcere, della quale non vengono comunicate, fornite le generalità, ha ammesso le proprie responsabilità, è stato lui stesso a fare ritrovare l'arma del delitto. In questo momento si attende l'udienza di convalida, che dovrebbe essere fissata entro domani, massimo le prossime 48 ore. L'uomo è già stato interrogato dal pubblico ministero di turno, Alberto Primavera, e dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Belluno. L'altro interrogatorio è in corso in queste ore. In questo momento l'uomo è in stato di fermo di persona gravemente, perché è persona gravemente indiziata dell'omicidio di Antonio Costa. Diciamo che i primissimi accertamenti che sono stati fatti dal medico legale Cirnelli hanno per l'appunto confermato un solo fendente mortale, ma l'autopsia che sarà fissata entro questa settimana darà sicuramente ulteriori ragguagli.
e che queste sono le parole del procuratore Luca, era da anni che le statistiche di Belluno, della provincia di Belluno, non segnalavano omicidi, 6 anni senza omicidi, dice il procuratore che questo spezza una catena virtuosa di questo territorio che comunque non è esente da fatti criminali come avviene nel resto del paese. Direttore. È vero, purtroppo, grazie molto a Tiziana Bolognani dal Feltrino per questo accoltellamento. Abbiamo seguito anche l'accoltellamento di Valbrenta, dove un uomo è stato colpito e per fortuna è vivo per miracolo, perché la lama ha sfiorato la carotide. Purtroppo non possiamo che darvi conto di questi episodi di cronaca nera. Andiamo però a vedere cosa sta succedendo a Vicenza. Il Comitato dei cittadini dell'Albera scrive ai sindaci sollecitando ad andare avanti con i lavori. Sentiamo in diretta Luisa Bertini. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Palazzo Trissino con 2 esponenti del Comitato dei cittadini dell'Albera che continuano a far pressing sulle istituzioni per capire qual è lo stato di avanzamento e quali sono anche le prospettive future, visto che la bretella dell'Albera si inserisce in un progetto molto più vasto. Oggi lanciano l'iniziativa appunto di scrivere ai candidati sindaco. Siamo con Giovanni Rolando. Di cosa si tratta? Una lettera aperta a tutti e 7 i candidati sindaci per conoscere la posizione loro e gli impegni che possono assumersi qualora dovessero essere eletti sindaco, in riferimento non solo alla bretella dell'Albera, ma di tutta la tangenziale. La bretella costituisce solo il primo stralcio, primo tronco di 5,3 km, poi però la tangenziale deve collegarsi da ovest a est e sono previsti altri 3 stralci. Quindi noi vorremmo conoscere la loro posizione e soprattutto quale sarà l'impegno perché finalmente anche Vicenza possa dirsi una città strutturata da un punto di vista delle infrastrutture e quindi fare quel salto di modernità, di città europea che invece ancora non ha raggiunto. Voi fate notare anche che i tempi previsti per l'apertura sono stati indicati al 31 maggio. Sì, al massimo livello, perché anche il Ministro delle Infrastrutture, cioè Matteo Salvini, è venuto qua negli ultimi giorni un paio di volte e ha garantito che la bretella dell'Albera verrà aperta al transito dei veicoli a fine maggio. Oggi siamo al 76% dell'opera realizzata, quindi per arrivare al 100% mancano il 24%. Allora, procedendo di questo passo, risulta un po' implausibile che si possa arrivare. Naturalmente si può fare se c'è buona volontà da parte di tutti, eccetera, se si incrementano le unità lavorative, i mezzi d'opera, eccetera, eccetera, si può arrivare. Non dimenticando però che per il transito dei veicoli andrà redatto un documento di collaudo sia tecnico che amministrativo e lì va istituita una commissione di cui fanno parte tre componenti, uno del Ministero, uno della Regione e uno della provincia e comune. Ecco, questa bretella dell'Albera, per voi che vivete il traffico cittadino tutti i giorni, che cosa rappresenterebbe, visto che l'aspettate da anni? Rappresenta la liberazione finalmente dal traffico di 44.000 veicoli e più di 2.000 tir al giorno che non ci fanno vivere, non ci fanno respirare e soprattutto quando usciamo di casa c'è un rumore che è una cosa insopportabile. Ecco, questa è la voce dei cittadini, io restituisco a voi linea allo studio. Grazie molte a Luisa Bertini, notizia arrivata proprio in questo istante, preso il killer di Antonio Costa, è un cittadino dominicano e ha confessato, è stato ucciso con una coltellata
al petto. Ci ricollegheremo tra pochissimo con Tiziana Bolognani perché è stata proprio data adesso questo ultimo particolare. Vediamo intanto la difficoltà di trovare personale non solo nelle aziende private ma anche in quelle pubbliche. Il Comune di Tombolo aveva indetto un concorso pubblico per l'assunzione di un addetto all'ufficio tecnico con un contratto a tempo indeterminato, quindi un posto assolutamente di rilievo, ma al bando si sono iscritti soltanto in 3. Vediamo. Posto pubblico a tempo pieno, 36 ore settimanali e a tempo indeterminato, per uno stipendio netto tra i 1.400 e i 1.500 euro al mese, assunzione immediata una volta formata la graduatoria. Eppure a Tombolo, comune di 8.350 abitanti, al concorso indetto alla ricerca di un istruttore tecnico, ai termini fissati per il 1° maggio, si sono presentati solo in 3. Abbiamo pensato di aprire anche ad un concorso, questo è un concorso di C tecnico, confidando anche nella voglia dei ragazzi di trovare un collocamento sano, giusto e anche qualificato in un ambiente anche protetto. Apriamo questo concorso e al lunedì, che era l'ultimo giorno, c'era una persona che si era iscritta, poi sono arrivate a 3, ma un concorso ha dei costi perché le nuove normative possono portare a far costare un concorso anche 4-5 mila euro. E non si può pensare di indirlo per 3 persone. I termini sono stati riaperti con scadenza 18 maggio. Per la partecipazione servono un diploma o una laurea tecnici. Tutta inserita la strada della ricerca del personale per i comuni di medio-piccole dimensioni, dove il ricambio generazionale è una necessità, spiega il sindaco Cristian Andretta. I concorsi sono stati bloccati per tantissimi anni, sono stati riaperti nel 2016-2017. E hanno creato un vuoto generazionale. Di fatto mancano i dipendenti dai 35 ai 46-47 anni e la maggior parte dei dipendenti ha dai 48-49 in su e di conseguenza va a esaurimento. La Tiziana Bolognani mi aveva subito richiamato dopo il collegamento telefonico perché in quel momento era arrivata la notizia. Ti ringrazio Tiziana. Allora pare che ci sia la confessione, anzi ormai è ufficiale, insomma, la confessione dell'assassino. Non sento Tiziana, mi senti? Ah, va bene, è caduta la linea, ma ci torniamo tra pochissimo. Intanto andiamo avanti, abbiamo visto la questione del lavoro che viene offerto e che nessuno propone. Vediamo un servizio sul verde pubblico a Bassano del Grappa, in regia oggi ci sono Francesco Ceron e Renato Capoia. Il servizio è di Alex Giuliano, si parla di degrado del verde, di ambiente, poi tra l'altro di grande attualità dopo l'incoronazione di Carlo Inghilterra, che è un ambientalista d'antan, cioè da molto prima che partissero i movimenti ecologisti. Vediamo. Alex Giuliano. Siamo in quartiere San Michele, precisamente nel Parco Paolo Gheno, un parco inaugurato solo un paio d'anni fa. Ebbene, non ci sono bambini, anche perché l'unico gioco che potrebbero fare qui con quest'erba così alta è giocare a nascondino. Torniamo a parlare del verde pubblico in città facendo un tour nei parchi di Bassano. Già, perché dopo il coro unanime dei comitati di quartiere che compatti avevano sollevato il problema della cura del verde con il comune, adesso da via Matteotti considerano tutto risolto. Come? Semplice, affidando a un servizio esterno la cura del verde in quei quartieri che non hanno sottoscritto la convenzione con il comune. E allora dov'è il guadagno, o meglio il risparmio? Se lo chiedono in molti, soprattutto chi vede giornalmente una Bassano dalle due facce, come avviene ad esempio a San Fortunato. Noi siamo fortunati ovviamente perché siamo di San Fortunato. No, per noi è importante avere il parco curato perché avendo i bambini per noi comunque è una zona, un punto di riferimento e ci riteniamo fortunati vista anche la situazione degli altri parchi che ci sono a Bassano. Sì,
perché oltre all'incuria in cui versa quello di San Michele ci sono altre aree in pessimo stato. Anche in zona San Vito, lo vedete, la situazione non è di certo migliore, solamente che qui, se si è stanchi magari di giocare a nascondino tra l'erba alta, diventa complicato anche trovare posto sulle panchine. A Marchesane sicuramente hanno conosciuto giorni migliori i residenti del posto per quello che riguarda lo stato in cui versa il parco, anche se tutto sommato qui la situazione è ancora accettabile. Non bocciato ma rimandato a settembre, anzi si spera molto prima, anche questo parco ad Angarano e questo in quartiere San Marco. In molti altri l'erba è curata in parte ancora dai volontari che a loro rischio si prodigano per il decoro urbano. Nel frattempo resta ancora bloccata nell'ufficio tecnico del comune la matassa di convenzioni con quei quartieri che si sono assunti l'onere di curare il verde, provando a non restare al verde, visto che per rispettare quanto prevede la convenzione comunale si dovranno praticamente dotare di consulenti e commercialisti. Allora proviamo a ricollegarci al telefono con Tiziana Bolognani perché c'è uno sviluppo importante che mi aveva già annunciato subito dopo la chiusura del nostro collegamento, cioè l'arresto del killer dell'uomo ucciso ad Alano. A te la linea, dici tutto Tiziana. Sì, direttore, la novità è che l'uomo di nazionalità dominicana, della Repubblica Dominicana, avrebbe confessato al procuratore Alberto Primavera, al pubblico ministero Alberto Primavera e ai militari del comando del nucleo investigativo del comando provinciale di Belluno. Lui è stato rintracciato praticamente grazie alle immagini registrate dalla videosorveglianza e più precisamente dalla telecamera che si trova all'esterno del Cangur Bar, dove quella sera, sabato sera, c'era una festa con musica latinoamericana. Ecco, quella telecamera sarebbe stata decisiva per individuare, per capire anche che cosa è successo poco dopo le 11 di sera. Che cosa è successo è stato riassunto e lo ha spiegato lo stesso, la stessa persona che in questo momento in stato di fermo si trova nel carcere di Belluno, che avrebbe riferito che l'omicidio è avvenuto al culmine di una lite insorta tra Antonio Costa e alcuni avventori del locale per un presunto, probabilmente per un comportamento, un complimento sconveniente nei confronti della vittima ai danni di una giovane donna, di una ragazza. Questo avrebbe fatto scattare la lite, i due uomini in particolar modo si sarebbero proposti a Antonio Costa in maniera aggressiva. Costa avrebbe estratto il suo coltello, il coltello che lui teneva in tasca, e questo coltello gli è stato immediatamente tolto da uno dei due, presumibilmente dalla persona che in questo momento si trova in stato di fermo in carcere a Belluno e che avrebbe confessato di essere stato lui a colpire con un solo colpo mortale al petto la vittima. Lui poi dopo l'aggressione se n'è andato, come tutti gli altri per la verità. Lui ed un'altra persona che in questo momento viene ascoltata dai carabinieri è tornato a casa, ha nascosto il coltello, ma è stata la stessa persona che poi è stata rintracciata a restituire, a rendere il coltello ai militari dell'Arma che lo hanno fermato. Questo è, diciamo, il quadro della vicenda. Nelle prossime ore il GIP fisserà l'udienza di convalida, altri interrogatori sono in corso proprio in queste ore. Lui è stato arrestato, questa persona è stata arrestata ieri sera alle 23:15 e trasportata direttamente nella casa circondariale di Belluno. Il fermato
ora ti dicevo è in attesa dell'udienza di convalida del provvedimento del restrittivo, quindi della sua condizione di in questo momento fermato. Nelle prossime ore si attende non solo l'udienza di convalida ma anche la fissazione dell'autopsia che darà maggiori dettagli e maggiori accertamenti saranno eseguiti anche sull'arma del delitto, su questo coltello. Verranno eseguiti accertamenti dattiloscopici per vedere e capire se le impronte su quel coltello, sull'impugnatura di quel coltello siano effettivamente anche della persona che lo ha poi utilizzato. Bene. Oltre a quelle del Costa. Bene Tiziana, grazie molte, grazie per questo aggiornamento. Tiziana Bolognani. Andiamo in pubblicità pochi minuti e poi torniamo con altre notizie qui a Focus TG. E chiudiamo con la vicenda del piccolo Ettore, il bambino di Rossano Veneto affetto da una grave malattia rara, una grave sindrome che ha bisogno di cure di assistenza costante. Vediamo se ci sono novità nel servizio di Ferdinando Garavello. Maggio è arrivato e la fine delle scuole si avvicina sempre di più. Per i più piccoli questo vuol dire vacanze estive e anche centri estivi. Un modo per passare i mesi più caldi all'insegna del divertimento organizzato per i bimbi. Ancora una volta però ci sono dei bambini e delle famiglie che si ritrovano a dover fronteggiare un taglio nelle risorse per educatori e personale specializzato. Pare proprio che ci saranno meno ore di servizio a disposizione di chi invece ha bisogno di un aiuto in più. È il caso del piccolo Ettore che per l'ennesima volta si trova a rischio di discriminazione. Sì, Ettore non solo Ettore, perché comunque tutti i bambini hanno, se non erro, un massimo di monteore di 80 ore a copertura di tutta la stagione, quindi giugno, luglio, agosto ci sono 80 ore a disposizione per singolo bambino, poi molto probabilmente cercheranno di proporre un'operatrice per più bambini, ma non è comunque fattibile perché la maggior parte di questi bambini ha bisogno dell'operatore uno a uno. Ecco cosa può voler dire per bambini e famiglie questo taglio nel servizio ai centri estivi. Se l'operatrice si assenta per accompagnare anche ai servizi un bambino, il resto del gruppo resta da solo, oppure il bambino non può andare in bagno. Continua quindi questo rapporto conflittuale con, in questo caso con l'UL7? Purtroppo sì, non riusciamo a fare niente di più se non metterci del nostro con la nostra presenza o pagando di tasca nostra qualcuno che possa garantire ad Ettore di andare a scuola, di essere al pari degli altri bambini. È tutto, grazie per averci seguito, ci vediamo domani sempre alle 12. Grazie a Francesco Cerone e Renato Capoglia in regia e arrivederci.